Oggi voglio parlarvi del dolce per eccellenza di questo periodo. Stiamo parlando dei dolci di Carnevale e in particolare delle frittelle, che sono dolci particolarmente amati e apprezzati e che trovano la sua origine nella città di Venezia. Infatti a Venezia troverete dappertutto, nei negozi, nei locali, queste scritte che esibiscono le fritte veneziane. La ricetta, infatti, originale risale addirittura alla metà del 300, quando su questi tavoloni di legno si impastavano farina, uova, zucchero, pinoli, uvetta, e pensate che non tutti potevano preparare le frittelle, ma solamente i maestri fritolari. Infatti si arriva alla metà del 700 perché un gruppo di circa 70 maestri fritolari si siano costituiti in corporazione e decretassero quindi la ricetta ufficiale della frittella veneziana. Pensate che addirittura si parla della figura della maestra fritolera anche in un testo del Goldoni, nel Campiello, quando parla della signora Orsola, che era appunto la maestra fritolera. E voi di quale ricetta parlate? A quale ricetta vi affidate quando preparate i vostri dolci di Carnevale? Come li preparate? Io sarei curiosa di conoscere la ricetta delle vostre frittelle e se lo volete fare lo potete scrivere qui sotto.